Chiara Lamendolo è morta a causa della buca presente sul manto stradale. La responsabilità è del comune di Agrigento che non l'ha riparata né segnalata. È la conclusione alla quale è giunto il giudice monocratico Giuseppe Miceli, che ha condannato a 1 anno di reclusione per l'accusa di omicidio colposo il dirigente dell'ufficio tecnico Giuseppe Principato e il responsabile dell'ufficio manutenzione Gaspare Triassi. L'incidente in cui ha perso la vita la ragazza 24enne è avvenuto il 30 dicembre del 2013 in viale Cavaleri Magazzeni. La giovane ha perso il controllo dello scooter per poi impattare con una Nissan Micra guidata dall'81enne Giuseppe Valenti, a causa, sostiene l'accusa, della presenza di una buca. Il PM Calogero Montante aveva chiesto la condanna a 1 anno e 6 mesi per entrambi. I difensori, gli avvocati Giuseppe Scozzari e Antonino Manto, avevano invece sostenuto che la buca non fosse la causa dell'incidente e che in ogni caso i due funzionari non ne potessero avere contezza in quanto non era stata segnalata. Il giudice ha stabilito anche un anticipo del risarcimento del danno, 25.000 euro per i genitori e 10.000 euro per i fratelli Ignazio e Marco, che si sono costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Diego Galluzzo e Giuseppe Arnone.